Dunque, mi sembra Corriere Veneto di oggi è mercoledì, scusate, 26 ottobre, ho visto un articolo che mi ha un po' così stimolato, nel senso che è stata riportata praticamente la protesta, il rammarico di una signora di Rovigo, della provincia di Rovigo, che è stata sanzionata dalla polizia locale del posto per 2 volte per una cifra, mi sembra che abbiano scritto 66 euro, perché questa non teneva pulito il giardino, nel senso non tagliava l'erba. Allora questa signora ha portato tutta una serie di motivazioni, che non è giusto, che sarebbe giusto fare sanzioni ad altri, tutta una serie di, perdonatemi, scuse, e che a mio avviso con tutto il rispetto del Corriere del Veneto ci mancherebbe altro, ma mi stupisco anche che venga dato spazio a certe cose. Allora, a Chioggia abbiamo una situazione, c'era l'altro giorno l'ordinanza comunale sull'albo petrolio online piena di omiss, perché di solito c'erano i nomi, adesso non sono più omiss, di campi che sono con l'erba alta, che i proprietari non li puliscono. Nello stesso articolo la signora parla che ha una figlia, c'è la foto con la figlia, e c'è il marito, quindi non si capisce il motivo per cui questa non deve tenere in ordine il giardino. Tra l'altro stiamo passando un'epoca, la Western Isle, l'ultimo bollettino dell'ASL, per fortuna c'è stato un leggerissimo aumento di 2 casi, quelli che sono accertati, quelli che vengono rilevati, perché ci sono persone che hanno la Western Isle e non lo sanno, e ne sono morti fino adesso 8, quindi oltre a altre malattie che sono portate da insetti. Quindi, con tutto il rispetto, 66 euro a mio avviso erano anche pochi, perché se la signora fosse sola, non avesse nessuno e non avesse la possibilità di sistemare, potrei capire che poi tra l'altro ci sono associazioni, però potrei capire il rammarico di essere stata sanzionata. Ma con una figlia sembrava in ottima forma, non sembrava che fosse una persona affetta da vari handicap, quindi l'invito è col cappello in mano anche alla polizia locale di Chioggia, che comincia a fare sanzioni, magari qualcosa più di 66 euro, perché non è possibile che ci siano dei campi e dei terreni vicino alle case che oltre al pericolo degli insetti c'è il pericolo degli incendi, perché se prende fuoco un campo continua a non piovere e le case sono a rischio.